Sono in 9 concorrenti al via per questa prova di gruppo 3 per femmine di 3 anni. Con il numero 1, Frenchy Cuff, Pietro Gubellini in salchi per Fausto Barelli, i colori della scuderia Super Fantastica. Al 3, Favola e K, Massimiliano Castaldo, ancora Fausto Barelli al training per i colori di Edi Caprani. Al 4, Frida Cambar, anche lei Fausto Barelli al training, colori della scuderia My Horse in salchi Andrea Farolfi. Al 5, Flores De Campo, Edoardo Loccisano per Pietro De Muru, colori della signora Elena Sunseri. Al 6, Funny Girl, Marco Stefani per Mauro Baroncini, colori della scuderia Altea. Al 7, Flamboyant VF, Antonio Di Nardo per Gennaro Casillo, i colori di Francesco Morozzi. All'8, Funny Breed, Enrico Bellei, Afrim Schmidra, i colori dell'azienda agricola Purlari. 9, Funny Joe, Alessandro Gocciadoro, guida e training per la Comiantale. 10, Finlandia Tor, Nando Pisacane, Walter Zanetti, Michele Punzo. È tutto pronto e ha il via il Gran Premio Italia Femmine 2024. Frenchy Cuff cerca di difendere lo steccato dall'attacco esterno di Frida Cambar e di Funny Girl. Si imbocca la prima piegata con Frenchy Cuff al comando. Al suo esterno Funny Girl, in corda Favola e K, poi Flores De Campo. Se ne vanno i primi 200 metri di corso in 14,3. Prova ad andare all'attacco Marco Stefani, c'è l'errore da parte 4, di Favola e K. Cambar squalificato. Ha sbagliato anche Frida Cambar e così Funny Girl si sistema a seconda alle spalle di Frenchy Cuff. Favola e K squalificato. 28,5 la spesa per prendere la testa. Terza posizione per Flores De Campo che precede la favorita Funny Joe. Poi ancora Funny Breed con accanto Finlandia Tor. 600 in 44,1. All'avanguardia c'è sempre Pietro Gubellini con Frenchy Cuff che prova a ridurre ora il ritmo. Ha spostato all'esterno Funny Joe che si porta in scia Finlandia Tor. 800 metri in 59,8. All'avanguardia sempre Frenchy Cuff, nella sua scia Funny Girl, di fuori Funny Joe. Seconda pariglia per Finlandia Tor, poi Flores De Campo. La metà gara se ne va in 1,15. Passaggio davanti alle tribune con Frenchy Cuff in vantaggio e Funny Joe al suo esterno. Poi in corda Funny Girl che precede sempre Flores De Campo. Finlandia Tor leggermente sollecitata per tenere la pariglia. Alla retroguardia c'è sempre Funny Breed. Altra frazione veloce davanti alle tribune, 1.29.3, 1.200. Funny Joe mette pressione a Frenchy Cuff che prova a difendersi al comando. Ora però Funny Joe fa sul serio, via i tappi a Frenchy Cuff per ribatterle. La piegata passata in 14,7. È sempre in evidenza Frenchy Cuff. Funny Joe che attacca, a tiro delle prime c'è Funny Girl in attesa degli eventi, poi Flores De Campo che si prepara a 400 dal palo, la retta di là passata in 14,5. Insiste Funny Joe all'attacco di Frenchy Cuff che prova a vendere cara la pelle. Si prepara Funny Girl in anticipo su Flores De Campo, sta passando Funny Joe al comando a 200 dalla conclusione. Funny Joe entra in retta d'arrivo, in evidenza nei confronti di Funny Girl e Flores De Campo che provano ad andarla a prendere. È in evidenza Funny Joe che stacca nel finale. Funny Joe che dimostra ancora una volta una netta superiorità e porta a casa la vittoria nei confronti di Funny Breed che finisce bene lungo la corda. Da rivedere l'andatura di Flores De Campo che finisce in linea con Funny Girl. Tutto facile nonostante il duro percorso esterno per Funny Joe. Alessandro Gocciadoro, guida e training, i colori della scuderia Comiantale. La campionessa, ormai si può definirla tale, da FaceTime Bourbon, porta a casa la vittoria. Nei confronti di Funny Breed, benissimo al salto di categoria, corre ai resti Enrico Bellei e corre alla grande. Per il terzo probabilmente Funny Girl perché c'è la rottura in zona proibita di Flores De Campo. Ovviamente questo lo deciderà la giuria. Vediamo ancora una volta il replay per esserne sicuri. A 200 dalla conclusione passa Funny Joe nei confronti di Frenchy Cuff che ha provato al comando ma probabilmente ha pagato il rientro e ha pagato la forma e la classe di Funny Joe che si isola nel finale. Passa all'interno al secondo posto Funny Breed nei pressi del palo, probabilmente sì, galoppa Flores De Campo lasciando il terzo a Funny Girl. Ovviamente questo è appannaggio della giuria.